Scatman's World. Un solo obiettivo, vincere per cercare di recuperare punti su Vino e di andare in MotoGP con la vittoria del campionato di Moto2, ma sarà durissima perché abbiamo 37 punti di svantaggio e siamo quinti in classifica. Però Catalogna è uno dei miei circuiti, ma purtroppo ha fallito la pole. Il Cume fallisce la pole position. Aveva il Cume, attenzione a Calio, attenzione a non fare incidenti. Vino ragazzi, incredibile. Cerchiamo di non sbagliare, eccola qua curva maledetta, la prendo benissimo, la prendo malissimo, arrabbiato. Non possiamo assolutamente non, cioè minimo il podio, ma proprio un minimo minimoso, proprio in un gergo commediano incredibile. Vai Comendone. Il Comendone sta attaccando a più non posso, sa che non può assolutamente fallire in una gara favorevole come Catalogna, mommelo. Dai Fiori. Questa è una curva pericolosissima che ho rischiato in qualifica. Ricordo che a livello difficile la fisica è semi-pro. Vai Come, vai. The best Come in the world. Sempre quarti, ma siamo vicinissimi al Liuti, Vinales e Calio, dai Fiori. Dai che c'è Vino da superare, bisogna stare davanti a Vino, ma Vino è un osso no duro di più. Vino è veramente un osso duro. Scambi con il Comenda strepitosi, il Come forse era meglio, bravo Come, un internazzo di quelli puri. Vai Fiori, c'è solo Calio adesso, Calio e Come contro tutti. Un po' largo ma neanche troppo, molto bene. Questa una volta era la mia curva, mi ricordo una vittoria all'ultima curva in MotoGP. Mamma mia Vino, mamma mia cosa ho rischiato. Vai Come, tira fuori giro, record di Calio, record fastest lap del piccolo Calio. Vai, prende la scia e sverniccia tutti Veneziano tira fuori il gambino, Come, tira fuori il gambino. Siamo di nuovo a caccia di Calio. Veneziano a caccia di Calio. Questa curva purtroppo non riesco a interpretarla nella maniera giusta ed è male perché perdo parecchio in questo settore. Troppo la voglia di superare Calio è troppo grande, c'è un po' frenetico, c'è un po' di frenesia nel Cume. Vabbè, ma vaffanculo, però Vinolezza è veramente dura, Comunque è una moto molto inferiore, Purtroppo non stiamo lottando ad armi pari. Lo sviluppo è buono, ma è chiaro che ho bisogno di una moto più performante. Però siamo abbastanza vicini a Cali, in certi punti riesco a guadagnare molto. Non è detto, possiamo ancora vincere, però possiamo arrivare anche quarti, quello è il discorso. Questo è l'equilibrio comendiano che amo, il tipico e puro equilibrio comendiano. Scusate ragazzi, ma sto vaneggiando in maniera devastante con MotoGP, veramente. Non avrei mai pensato di fare sta serie dopo tutte le delusioni che ho avuto da sto gioco. Problemi, bastava togliere il cloud, incredibile. Meno male quello che me l'ha detto veramente gli bacio il culo, è un fenomeno. Adesso non mi ricordo il nome perché sono una pipa, però ti ringrazio tanto e ti regalo una serata con Tori. Final lap ragazzi, adesso inizia il final lap comendiano. Comunque anche secondi va bene, perché da Calio si può recuperare in mondiale, ma Vino è molto più tosto. Sarebbe bello però vincere da morale. Record fastest lap di Calio, ragazzi. Calio sta pompando. Attenzione, cosa fa arrabbiato, che però supera anche Vino e questo è importante per la lotta mondiale. Giro record di Veneziano, ma non basta, siamo secondi. Stiamo anche rischiando il secondo posto, ragazzi. Qua arrabbiato ce la fa, Liuti, perso posizioni Vino, Vino ha perso molte posizioni. No, però non posso andare fuori dal podio, sarebbe una vergogna. Ma proprio all'ultimo giro, ma porca puttana. Mettiamoci all'interno, ti prego, ti prego. Cosa sto rischiando di perdere il secondo posto meritato, non ci voglio credere, Beppe. Questo è un punto favorevolissimo. Bravo, bravo.
Incidente per Sarakin, chi cazzo è sto qua? Molto in difficoltà Viñales. Viñales ha perso veramente un sacco di posizioni. Noi dobbiamo arrivare ai secondi, serve un risultato perfetto con Vino così indietro. Comunque perdo punti solo da Calio e va bene, insomma Calio se non mi ricordo bene in classifica, però si può recuperare del piccolo Calio, perché Calio è piccolo, ragazzi. Va benissimo, dai, ultima curva, ti prego non sbagliamola. Ok. Ottimo, secondo posto per il talento veneziano. Sì, cazzo. Buono, buono, buono. Bravo Cuba. Molto indietro Vino, incredibile. Quinto posto per Vino, I god. Si gode. Adesso vediamo la classifica. Veneziano è quinto a meno 28, ragazzi. Abbiamo finito anche lo sviluppo dei freni, quindi mancano solo le sospensioni e pole position in Olanda, ragazzi. Ho fatto un giro perfetto, voglio la vittoria da Assen, ho bisogno della vittoria per rilanciare le mie speranze e le mie chance di conquistare il titolo di Moto2, me lo merito, cazzo, vai. Vai Comendone. Se abbiamo bisogno di una gara perfetta, cielo sereno in Olanda. Questa ragazzi è la Monte Carlo della MotoGP, ragazzi, la gara più prestigiosa che si gioca, che si disputa solo di sabato, è l'unica gara, tradizione olandese. Guarda che va al porco, adesso voglio la fuga come indiana, questo è un circuito favorevolissimo. E purtroppo la moto fa fatica purtroppo. Dai come, pompa. E me la pompa. Tensione indescrivibile. Va, Vardio. Rabat sta rompendo i maroni, butta fuori il porco, va a cagare, dai però. Sarà durissima, ragazzi, vincere il mondiale. È furioso veneziano, è furioso perché merito io di vincere sta gara, va a cagare. Se la chicane che può essere favorevole. Dai, calma, un relax, pacchetto dati ancora, vai che i pacchetti continuano. Ma io ho il paccone, non un pacchetto. Fastest lap di Kelly. Dai che torniamo bravi. Qualcuno però fa un sorpasso d'antologia. E ancora vi buttano fuori, ma basta. Che due maroni, oh. Anche se avete la moto più veloce, il Comendone del Talese in Olanda, ragazzi. Vancouver, ragazzi, Vancouver, no. Brutto errore qua, brutto errore. Devo stare concentration, please, concentration. The Masterpiece Cube. Il Comenda veneziano, lo YouTubers. No qua. Questa cosa devo ricordarmela all'ultimo giro. In gara è diverso, che in qualifica il contrario dell'altro anno, è incredibile. Sono tutti là i primi 4. Il mondiale ce lo giochiamo noi, chiaramente. Qua sto rischiando tutto, però. Questo è un esternazzo tra i più puri in assoluto. E infatti, guarda quanto ho perso. Rischio di ciavarmela sta gara, Sto guidando al limite, eppure non basta. Sulla prima parte perfetta, fastest lap di Rabat, arrabbiato, sta rompendo i maroni. Adesso nell'ultimo giro devo fare l'impresa. Dai ragazzi, questo è solo il final lap veramente comundiano. Comunque Vino è un po' in difficoltà, giro record di Vino intanto.
Non ci credo, fuori. Incredibile, incredibile. Non ci voglio credere. Ho buttato via una gara che poteva essere vinta. Sì. Veramente sono senza parole per descrivere questa gara. Non userò mai rewind perché mi stanno sulle balle rewind, però veramente è inaccettabile. È inaccettabile, cioè... Ho bisogno di una moto più veloce perché non ho un'offerta, trota di merda. Mamma mia, fuori dei primi 5 addirittura basta con questa, penso di aver perso le chance di vincere il mondiale. Devo fare veramente un miracolo su gare che, per carità, ho ancora parecchie gare favorevoli, però i punti cominciano a essere troppi di svantaggio. Cerchiamo di guadagnare qualche altra posizione, ma ormai la vedo un'impresa veramente inaspettata, una pole position perfetta in gara, vado a fallire così. Rischiando il tutto per tutto. Dai, almeno sesto, almeno sesto. Sesto posto che purtroppo serve a poco. Molto, molto male. Veramente la delusione è atroce. Il parco chiuso comincia a popolarsi. Sì, il mio cazzo si popola. Sempre quinti a 107, meno 31 da due piloti. Meno 20, meno 10, ma sarà molto, molto dura. Raga, un saluto dal Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.